Nella giornata della colletta alimentare organizzata ogni anno dalla Fondazione Banco Alimentare per dare una mano a chi è meno fortunato, arriva l'esempio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato si è recata al market del gruppo Ali del popoloso quartiere padovano dell'Arcella, appositamente per riempire un carrello da donare ai volontari del Banco Alimentare. Tra flash, strette di mano e qualche consultazione con i suoi accompagnatori per decidere cosa inserire nel carrello, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha decisamente ravvivato il tran tran quotidiano del market di quartiere. All'uscita del supermercato, la Presidente del Senato ha ricevuto l'omaggio floreale da parte del patron di Ali, Francesco Canella. Poi ha incontrato i volontari della colletta alimentare, con i quali si è soffermata per chiedere qualche informazione sull'esito della giornata di raccolta. Proprio per i volontari Casellati ha avuto parole di grande stima. Un gesto di testimonianza delle istituzioni, perché le istituzioni sono sempre vicine a questo mondo straordinario del volontariato. Qui oggi ho visto tantissimi giovani che veicolano un messaggio importante, che è quello che occorre aiutare le tante persone che oggi si trovano in una situazione di grave difficoltà. I volontari sono tanti, sono quelli invisibili che rendono bella questa Italia con le loro azioni quotidiane di soccorso alle persone che davvero hanno necessità. Sono tanti. E sono migliaia i volontari che con la loro casacca gialla prestano servizio per raccogliere, organizzare e distribuire quel che viene donato a chi ha meno. La giornata sta andando molto bene, ci sono qua nella nostra provincia 220 supermercati coinvolti, 3.000 volontari e diciamo come sempre da 30 anni a questa parte è proprio una bella giornata perché si chiede a tutti di donare un po' della loro spesa per chi ha più bisogno.